Parliamo oggi praticamente dell'opposto di quello che state vedendo dal campo gara e devo dire un po' cinicamente dobbiamo sperare che chi gareggia mentre stiamo andando in onda non faccia un netto, altrimenti saremo sovrastati come negli altri giorni dai jingle, chiamano così, con cui vengono festeggiati appunto i percorsi netti del salto ostacoli. I nostri due ospiti che adesso andrò a presentare ci parlano di un ambiente diverso, opposto. Che termine usereste rispetto al salto ostacoli? Rilassante, molto più tranquillo. Facendo un confronto, cos'è? È opposto, è diverso, è antitetico? No, io credo che non si possa dire antitetico, nel senso che parliamo opposto? Di cavalli. Ma sì, opposto sì, per il cavallo e per il cavaliere sì. Poi spieghiamo perché, per lei? Sì. Secondo me laddove c'è sport c'è senz'altro un collegamento e quindi ok, qui è estremizzato perché nell'attività agonistica è estremizzato all'interno di un'arena, chiaramente all'aperto ci troviamo in un terreno molto più naturale. Al chiuso proprio una cosa che... Appunto, poi con il frastuono che c'è, mentre il godere della natura all'aperto, ecco un netto. C'è il netto, ha fatto il netto. Congratulazioni a chi l'ha fatto, però per noi è un disastro. Complimenti allora, a loro. Non ve li ho presentati, come disse qualcuno di più famoso di me, prima di me, se sbaglio mi corrigerete. Allora abbiamo, vediamo se è giusto, Luigi Conforti, referente nazionale della FIS per l'equiturismo. Turismo equestre. Equiturismo, ma siccome ci sono varie... Già rovinato. No, sono i vari enti e ogni ente tende a dare un nome ben preciso. Turismo equestre. Turismo equestre, sì. L'altro nostro ospite invece è Alessandro Cagnazzi, coordinatore per la FIS in ambito nazionale delle discipline non olimpiche. Sì, corretto, buonasera a tutti signori. Promosso. Uno dei due l'ho beccato, insomma. Discipline vuol dire più di una. Sì, praticamente abbiamo un'area che comprende tutte quelle discipline che non rientrano appunto nelle discipline olimpiche e quindi a partire dall'endurance, dal reining, attacchi, volteggio, che sono discipline che rientrano anche nelle competenze della Federazione Internazionale. In aggiunta abbiamo il Dipartimento Equitazione di Campagna con appunto il turismo equestre e con gli eventi storici e quest'anno abbiamo fatto anche molta attività per quanto riguarda il country jumping, che è soltanto la parte diciamo, la prova di cross del concorso completo poi, quindi del percorso di campagna e quindi questo dipartimento e il polo anche le attività con i poni. Abbiamo avuto ospiti sia Horseball per delle chiudere. giocatrici di polo. Scusi? Abbiamo avuto ospiti sia delle giocatrici di polo Sì. che degli enduristi Sì. che dei volteggiatori, perché erano un volteggiatore e una volteggiatrice. Sì. C'è chi tra queste discipline aspira a diventare però olimpico. Ma certamente stiamo facendo dei lavori anche con la FEI, che è la Federazione Equestre Internazionale, per spingere, per poter promuovere una di queste discipline. Non vorrei aprire scatole in questa sede, che praticamente magari non vorrei mettere a conoscenza di progetti che magari possono essere segreti. Ma si può immaginare se io mi lascio sfuggire così una confidenza? Ok, io la non c'è fino alla dubbio. Fine, no. Indubbiamente il volteggio è una di quelle discipline che può essere una di... Ricordo male o una di queste è stata olimpica in passato? Allora, ci sono state fatte delle manifestazioni in occasione dei Giochi Olimpici. Con il polo sono state fatte più di un passaggio ed è stata fatta una manifestazione importante in collegamento e si è pensato praticamente di riuscire... Di un passato nel secolo scorso, mi sembra che sia stato olimpico. Sì, il polo sulla neve. Si vorrebbe fare. Si vorrebbe fare. È un progetto... Non è semplice. Il polo sull'erba, a me sembra sia stato olimpico. È stato nel tantissimi anni fino agli anni 30, non vorrei sbagliare. Sì, se non mi sbaglio, assolutamente sì. Assolutamente Mi sì. hanno detto loro. È vero. Ora,
Chiaramente con il volteggio è una situazione decisamente più semplice perché abbiamo un numero di cavalli notevolmente inferiore e dei costi pertanto sia dal punto di vista dell'organizzazione che dello scooterizzazione, di tutto quello che concerne intorno, insomma, di gran lunga inferiori, no? Rispetto ad organizzare una gara di polo, mentre con il volteggio è molto più facile. E poi la filosofia dei giovani e quindi le squadre che compongono, c'è un altro netto. Applauso, il netto è fatto, prendiamola così, insomma, penso che chi sta gareggiando è contento. Le squadre di volteggio praticamente con giovani volteggiatrici e volteggiatori seguono maggiormente quella filosofia che il Comitato Olimpico Internazionale vuole portare ai Giochi Olimpici. Abbiamo parlato di alcune discipline, alcune di queste si svolgono tra l'altro all'aria aperta, perché l'endurance, il polo, il completo. A quale di queste discipline dove c'è l'agonismo lei si sente più vicino? L'endurance come disciplina che si avvicina di più all'equitazione di campagna, al turismo equestre, perché l'endurance fondamentalmente viene fatto totalmente all'esterno, su percorsi chiaramente più lunghi, affaticando di più i cavalli chiaramente, essendo una competizione che viene fatta sui 30, 60, 120, 160 km, però è fatta tutta all'aperto e quindi diciamo che è quella che più si avvicina all'equitazione, al turismo equestre o all'escursionismo. Parlando invece di chi sta sopra il cavallo, è più simile a un turista equestre, un cicloturista o uno di quelli che sta facendo il netto? No, il cicloturista assolutamente. Il turismo equestre. No, tu guardi la faccina che fa lui, no? Sì. Anche dal punto di vista dell'approccio della persona e del sentimento che la persona ci mette nell'affrontare questo tipo di percorso. È naturale che praticamente il cavallo, a differenza del cicloturista che utilizza un mezzo meccanico, per colui che praticamente fa il turismo equestre c'è un sentimento che è decisamente più profondo, grazie appunto all'affiatamento e al binomio che ha col suo cavallo. Assolutamente, cioè il salire sul cavallo per affrontare una passeggiata vuol dire rilassarsi, vuol dire prendere parte a un evento naturale in prima persona, vuol dire vedere, visitare. Qual è l'andatura? Il passo, in assoluto l'andatura maestra, l'andatura che si fa il passo. Naturalmente, tecnicamente, poi si tende a fare qualche piccola trottata perché il cavallo si possa, diciamo, galopino leggero? Bisogna dislegarsi un attimo e così. Però io che ho fatto diversi trekking, per esempio sulle Dolomiti, sulle vecchie strade militari, al passo ti godi la montagna, ti godi l'altezza e nello stesso tempo risparmi l'animale che magari in una giornata si fa anche 400, 500, anche 1000 metri di dislivello. Infatti Luigi, mi vorrei collegare con quello che sta dicendo giustamente Luigi, la differenza che c'è col cicloturista è anche l'estremo rispetto che praticamente tu cavaliere devi avere nei confronti del cavallo e quindi rispetto significa anche gestire il percorso, il tragitto, l'andatura in base al cavallo che stai montando, insomma. Questo rapporto cavallo-cavaliere cambia come struttura nelle discipline che citavamo prima come non olimpiche, molto diverse dai loro, come l'endurance e il volteggio, che sono davvero molto diverse. Ok, diciamo che chiaramente tra l'endurance e il volteggio c'è una differenza sostanziale. L'endurance si tratta di un binomio cavaliere-cavallo, nel volteggio invece praticamente il cavallo diventa, passatemi il termine, non voglio dire lo strumento, però è il mezzo sul quale praticamente sopra si dividono diversi volteggiatori, sia nella loro prova individuale che nella loro prova di squadra o nella prova di squadra con il pas de deux ad esempio in due.
il rispetto per l'animale, dall'esperienza che abbiamo noi nel nostro campo, nel nostro settore, è sempre lo stesso ed è sempre molto forte, e lo vedi soprattutto al di fuori della competizione, al di fuori della gara, al di fuori del percorso, cioè l'assistenza che quotidianamente devi dare al tuo cavallo, no? E qui per prepararlo poi ad accompagnarti in un percorso di turismo o ad una gara di alto livello agonistico. Parliamo di ipovie. Qui in Veneto è un tema caro alla regione, al turismo, al presidente della regione, per aprirle, per dare questa nuova possibilità turistica ai italiani non. Sì, allora diciamo che parlare di ipovie è sempre molto difficile, perché sono percorsi, e lo dice il nome, destinati al cavallo. Tant'è vero che ultimamente sono entrati nuove denominazioni tipo Via Verde o Greenway, usando il termine inglese. Nel Veneto ci sono delle ipovie che sono suddivise nelle varie zone, i Lessini, l'altopiano di Asiago, la Pedemontana del Trevisano, le zone del Prosecco. Mancano forse le strutture che mettono insieme il lavoro per frequentare queste ipovie. Vi vado a spiegare. Chi si approccia con il proprio cavallo, o il gruppo che si approccia con il proprio cavallo, ha ancora qualche difficoltà a trovare chi è disponibile a fare da guida, chi è disponibile alla conoscenza di queste ipovie, quindi ci sono ancora delle difficoltà. Dopodiché il turista equestre lungo la strada che cosa vorrebbe trovare? Il turista equestre vorrebbe, uso un condizionale molto forte, vorrebbe trovare quello che trova, e mi riallego a lei prima, al cicloturista. Vorrebbe trovare una strada destinata solo a lui, ben identificata, ben segnata, cosa che invece nell'ippovia il tutto viene indicato da un palo che poi si ritrova dopo 400-500 metri e che qualche volta non si ritrova, oppure ci si perde del tempo e quindi si mette in difficoltà il turista equestre in questi tratti. Queste ipovie generalmente sono disegnate lungo delle vecchie mulattiere, delle vecchie strade, che però poi si disperdono, si ramificano. Cioè, devono esserci però anche punti, chiedo, di acqua per i cavalli, sì, ma questo, di bibite, formaggio, certo, panino sì, per sì. l'umano. Vedo che qui certo. mi pare interessante. Questo fa parte dell'equiturista, fa parte dell'equiturista. Io ecco, ho fatto per esempio, ma queste sono però percorsi da me disegnati. Negli anni passati facevo il trekking del Prosecco e quindi ecco, era un percorso di 50 km che passava attraverso varie catene vinicole per giungere a un agriturismo dove ci si fermava la sera e per ripetere con una strada alternativa. Accontentiamo gli umani. Sì. Per accontentare i cavalli? Per i cavalli, chiaramente quando arrivi in una cantina c'è anche l'acqua. No, per c'è anche l'acqua. Che la gente non crede che dia prosecco a cavallo. Sì, no. Però lo sa che ora ne racconto un aneddoto. Eravamo ai Giochi Olimpici di Atlanta e una delle nostre amazzoni di punta del dressage, Daria Camilla Fantoni, con il suo cavallo che si chiamava Sonny Boy, dopo o prima, ora forse non ricordo, forse prima prima della sua prova di dressage, gli dava una bella birra che contiene luppolo, no? Che contiene tutte queste cose, e il cavallo se la beveva da solo. E anche il prosecco lo bevono, sì? Tranquillamente. E come? Lo gustano proprio. Una cosa che forse pochi Tutti preferiscono quello normale al millesimato. Birra tedesca bionda o rossa? No, cioè, ora non lo ricordo, eravamo in America, quindi. Il motivo? Era una sorta di premio, al cavallo piaceva e poi alla fine sicuramente male non faceva. Sì. Mi domando, perché
Quindi, scherzate, un po' di alcol quindi al cavallo non fa male. No, assolutamente, assolutamente. Anche in questo caso, come nel caso che ho raccontato io, è per gioco, può essere una mano imbevuta oppure un mezzo bicchiere di birra che è più leggera, ma è un modo di fare il famoso bicchiere della staffa. A me ai cavalli piace dare lo zuccherino o la carota. La carota, no, lo zucchero no. No. Lo zuccherino si può dare. Nel turismo equestre siamo molto più, elargiamo molto più facilmente. Posso darglielo? Sì. Ma poi mi sgrido, io sono tranquillamente. Caramelline, io faccio dentro un po'. Io sono contenti, mi piace anche soddisfare, insomma, ai miei cani porto l'osso delle bracciole, a loro do la carota o la caramella. Certo. Sicuramente con una sana mela non sbagliamo mai. Sì. Ma quelli sono grossi, una caramella ogni tanto e poi un pacchettino no, vabbè, insomma. E io sono fatto un po' per viziare ogni tanto. Sì, non bisognerebbe troppo, ma va bene. Mi viene spontaneo. Sì, beh, è chiaro. Sul discorso delle ipovie mi vorrei collegare a quello che diceva Luigi. È sicuramente volontà della Federazione Italiana Sport Equestri quella di mettere in piedi una serie di sinergie con tutti gli organismi che praticamente oggi si occupano di equiturismo, turismo equestre, chiamiamolo come vogliamo, si occupano di queste attività per poter consentire praticamente di avere, di strutturare una rete che sia fruibile da tutti nel maggior modo possibile. Cooperando e quindi linkando magari anche diverse strutture, diverse situazioni e diverse ipovie, consentitemi il termine, proprio per creare un circuito itinerante che possa consentire una maggior possibilità da parte degli utenti. Allora, ringrazio i miei ospiti, do la linea alla nostra Roberta Zorzi, che credo che sia con delle ragazze che hanno fatto la Coppa delle Regioni, quindi torniamo al salto. Io mi sposto per mostrarvi un'altra disciplina, passione, insomma, un altro modo di andare a cavallo. Lo facciamo dopo l'incontro che adesso vedo già è pronta con le sue ospiti. Roberta, a te la linea. Grazie della linea, io mi trovo al padiglione 5 Arena Fise ed è in corso la Coppa delle Regioni, seconda manche per oggi ed è quella definitiva. Sono qui con il tecnico della regione Fise-Veneto, Gerry Smith, che adesso le faremo due domande veloci e ci riepiloga la giornata di ieri, e poi mi trovo in compagnia di Laura Milimaggi e Aurora Pellizzaro. Aurora ha la sua seconda esperienza qui a Fiera Cavalli, sentiamo se è ancora emozionata come lo scorso anno o un po' meno. Sì, sicuramente la prima volta è stato più emozionante, però comunque è sempre emozionante Fiera Cavalli. Sappiamo che entrare in questi campi poi quando si tratta di squadra, competizione così con altri atleti, amici della regione, c'è sempre poi la voglia di vincere, di far bene. Per te, Laura, com'è stata questa prima esperienza di ieri? Una grande emozione, sì. Sì, perché è diverso da un normale concorso, quindi sì. Comunque è molto più bello gareggiare in squadra. Sì. Sappiamo però che l'emozione ieri l'avevate, ma l'avete tenuta sotto controllo grazie anche alla dottoressa Giulia Elena Montorsi, che vi segue molto da vicino. Voi eravate emozionate, però avete seguito i super consigli del tecnico. Sentiamo lui cosa dice e cosa ci racconterà in vista di oggi, una prima impressione così. Ma è una gara che è sempre combattuta, anche per noi tecnici è molto divertente perché c'è come al solito tanto pubblico, è un'emozione nuova, è un primo passo per entrare nel professionismo vero ed è quello un po' il nostro obiettivo. I ragazzi stanno lavorando benissimo, è tutto l'anno che facciamo delle sessioni di training insieme, li seguo da tutto l'anno e vabbè, adesso vediamo se riusciamo a portare a casa qualcosa di bello. Non diciamo nulla, vi aspettiamo dopo al padiglione 5 allo stand Fise Veneto e veniteci a raccontare come sarà andata oggi. In bocca al lupo. Siamo usciti dal nostro set per raggiungere Mario, che ha un cognome un po' pericoloso, sono inquietato, Sbrana. Sì, è un po' inquietante il mio cognome, però poi chi mi conosce impara
che non sono poi così. Ecco. Ci sono tanti cani in giro, non vorrei mai che fosse, non so se si possono vedere gli amici a quattro zampe, ci sono gli Australian Cattle, non vorrei mai fosse un presagio per... Sì, no, in effetti no, sono bravi anche i cani, anche perché quindi cognome cani tutti bravissimi qua. Tutti tranquilli. Parliamo di una disciplina un po' particolare, che si chiama? Reining. E consiste nel? È una disciplina che nasce negli Stati Uniti intorno agli anni 60 e mette insieme diciamo, le caratteristiche di un cavallo nell'eseguire manovre molto veloci, molto precise e anche molto, diciamo... Anche la mosca era buona, non sbranava. Vabbè, c'era anche quella. e quindi diciamo, negli anni 60 è nata questa associazione americana che che ha fatto diciamo, una serie di eventi che sono stati prima settoriali all'interno degli Stati Uniti e poi si è allargata poi anche tutto a livello mondiale, dove sono nate le varie associazioni europee, se non più che tedesche, se non più che diciamo, australiane o un po' tutto il mondo. Tanto che ha portato anche la FEI a riconoscere questa disciplina intorno al 2000 come una delle discipline FEI per i campionati, per i WEG, i campionati del mondo. Allora, giusto per fare una pessima figura, non l'ho chiesto prima, guardavo un po' delle immagini, ma immaginavo fossero quarter, in realtà che cavalli sono? Sono quarter in effetti, sono quasi tutti quarter i cavalli da reining, il libro genealogico sono quarter e paint diciamo, ma di genetica di base sono quasi sempre tutti quarter. Non ci sono mezzo sangue anche? Ma qualche mezzo sangue c'è anche stato, perché il reining comunque non è un'associazione di razza, ma è uno sport, quindi possono essere usati cavalli, diciamo, di parecchie razze, anche se ormai è molto legato all'aspetto allevatoriale il reining, quindi ci sono programmi di allevatori dove ci sono legati stalloni, fattrici che promuovono questo tipo di disciplina, perciò per partecipare a determinate gare bisogna fare parte anche di un programma allevatoriale. Se io aprissi il sipari alle nostre spalle, che cavalli trovo? Troviamo dei cavalli quarter da reining che stanno facendo gare qui a Verona. Il ce li mostrerebbe? Ma certo, volentieri. Allora, andiamo verso, diamo la possibilità al collega che ci rende visibili di anticiparci in modo che entriamo in questo spazio che... Esatto, questa è la scuderia, diciamo, dove vengono scuderizzati i cavalli in questo evento. Prima di cavalli partirei vedo che ci sono le selle. Sì. Che tipo di, ci girano via, che tipo di sella si usa? Beh, allora queste sono selle americane che nascono dalla tradizione del cowboy americano, che poi sono state un po' rivisitate dal punto di vista tecnico, sono state alleggerite, modificate per, diciamo, per migliorare gli assetti. Sono molto specifiche. Ma ne è un po' così, sono quelli Tex Wheeler o di John Wayne? Diciamo tutti e due un mix insieme. Parliamo di cavalli, ne mostriamo qualcuno in particolare magari per... Allora diciamo che qui a Verona questo è il primo anno che viene fatto un Futurity. Futurity è una gara per cavalli di 3 anni e che raccoglie anche un montepremi abbastanza sostanzioso ed è, diciamo, l'evento principale. Una cosa che noto, mi sembra criniere e code lasciate naturali. Sì, le criniere e le code vengono lasciate assolutamente naturali. Ha mentito perché questo è le treccine. No, questo è le treccine, ma non è colpa mia, è della proprietaria, purtroppo. No, lo facciamo vedere, almeno ci scherziamo un pochino sopra, è Alessandro. Ah, si può proprio, perché lui ha le treccine, no? Un caso diverso dagli altri, ma io mi auguro che sia femmina. Io se fossi lui mi offenderei, perché allora, questo è maschio, diceva appunto, eccolo qua, con le treccine. Vabbè, è un vezzo per scherzare un pochino, no, però non ci sono criniere tagliate come si usa in tante altre discipline. Sì, le usano anche nel reining comunque, le criniere tagliate, io li preferisco più naturali. Anche col ciuffetto, sono così belli, francamente io amo il cavallo naturale. Sì, sono d'accordo, anche a me, guardi, è una cosa che preferisco perché comunque rispecchia l'animale vero nel suo essere. Vengono comunque tosati? Ma no, guardi, durante il periodo invernale vengono tosati per il lavoro, però se viene mantenuto un pelo abbastanza corto, perché il problema principale è che d'inverno abbiamo difficoltà ad asciugarli, perché una volta che sudano vengono poi lavati e quindi c'è... Quindi si tosano d'inverno, non d'estate? Eh beh sì, il cavallo va tosato d'inverno che poi viene coperto con le sue
sue coperte. Come deve essere il carattere di questi cavalli? Ma il carattere di questi cavalli deve essere sicuramente buono, come può vedere, perché sono cavalli alla mano ed è una delle caratteristiche principali. Poi devono essere nello stesso tempo, per fare soprattutto il reining, cavalli molto energici, perché fanno manovre molto veloci. Per dimostrare che non è buono lui, ne vediamo un altro? Sì, sì, assolutamente, li faccio vedere, vediamo, passiamo il cavallo. Andiamo a vedere, ecco, questo è il puledro, quello di 3 anni, che ha fatto la gara ieri, che è arrivato terzo, e questa sera alla finale per quanto riguarda il campionato dei 3 anni del Futurity. Il carattere in questi cavalli quanto è importante? Ma è fondamentale, il carattere è fondamentale, perché un cavallo, diciamo, può avere delle grandi capacità atletiche, però se non ha un buon carattere, diciamo, non si fa maneggiare bene dall'uomo, perché è un po' scontroso, anche poi nell'addestramento troviamo le stesse caratteristiche, quindi non è un cavallo, diciamo, ben utilizzabile. È un cavallo che è uno sport, una disciplina, adesso non so come preferiate definirla, che vede l'umano lavorare più di ginocchia o più di briglie? Bella domanda questa. Allora, diciamo che per me, può essere una mia diciamo, pensiero. Che lei non è uno qualunque però, quindi voglio dire, è un pensiero che ha un certo qual peso. Insomma, ecco, il cavallo va guidato con le gambe, con l'assetto e con la posizione. Le mani sono solo un contenimento dell'eventuale azione in avanti del cavallo eccessiva, perché tante volte si tende a guidare appunto con le mani. Perché? Perché la mano al neofita e anche come il cavaliere è la cosa che viene più diretta. Si lavora molto sulla faccia, sull'incollatura, che è la parte più tenera del cavallo, se vogliamo, e nascondiamo invece i veri problemi dell'equitazione, che si nascondono sui fianchi. Ed è lì che il cavallo deve essere comunque addestrato, perché sappiamo tutti in equitazione che addestrare vuol dire farlo andare a destra, no? Perché il cavallo in natura a destra, a meno che non sia mancino, fa fatica ad andare, per effetto dell'inflessione naturale. Vabbè, adesso qua magari... È interessante però. Sì, beh, è un discorso interessante. Il cavallo, diciamo, che nasce e ha il fianco sinistro che è più allungato rispetto al fianco destro, perciò il sinistro è più decontratto, il destro più contratto. Quindi è quello che comporta lo sbilanciamento tra gli anteriori e il posteriore, e quindi addestrare vuol dire farli andare a destra, perché il cavallo a destra, avendo i posteriori disallineati, ha più difficoltà ad andare. Dicevamo, lui è 3 anni, quindi è agli esordi. Sì, è agli esordi. Questo è un cavallo che ha fatto la prima gara ieri, che appunto è arrivato terzo, in una gara, diciamo, di prova, perché questa sera ha la gara quella vera. E sono cavalli che possono gareggiare fino a che età? Ma sono cavalli, per esempio, che se vengono mantenuti bene sia dal punto di vista fisico, che quello è determinante, e mentale, possono gareggiare fino a 15-16 anni. Vediamo il nonno della scuderia. Ma qua credo che non abbiamo il nonno della scuderia. Uno deve esserci, il più vecchio deve esserci. Il più vecchio è questo cavallo qua, Baio, che abbiamo da questo. Il più giovane forse? Esatto. Questo è un cavallo. Ecco, questo... Tengo a precisare, sono tutti cavalli nati in Italia, tutti cavalli nati in Italia, perché diciamo, l'allevamento italiano, questo è un cavallo di 8 anni, cavallo che ha vinto parecchie gare, è un cavallo che fa gare attualmente per, diciamo, non professionisti, perché il reining si divide anche tra professionisti e non professionisti. Questo è un cavallo... Professionista cosa vuol dire? Professionista è uno che lo fa di lavoro, di per sé. Lo fa di lavoro? Sì. Mentre il non professionista è uno che non lo fa di lavoro. Questo nulla toglie che magari potrebbe essere un grande cavaliere, però nel reining viene diviso tra... Vuol dire, per capire, come fa uno a vivere di reining? Parlo di lavoro. Ma vivere di reining è un lavoro che a tutti gli effetti hai una scuderia, fai l'istruttore e fai quello che succede in tutte le altre caratteristiche del salto ostacoli, se non più in qualsiasi altro sport. Ecco, fai questo lavoro, monti a cavallo, addestri i cavalli e segui, diciamo... Questo movimento quanti punti ha dove viene insegnato? Beh, il reining in Italia è su tutto il territorio ormai, più o meno. È iniziato... Devo dire che il Veneto è stata la regione prima che ha divulgato questo sport, perché il Veneto ha ospitato le gare del fine anni 80, primi anni 90, le gare più importanti di reining a Portogruaro,
e da lì diciamo si è diffuso. Poi sicuramente ormai è sulla Lombardia, è distribuito diciamo dalla Sicilia fino al Piemonte. Ecco. Trovo interessante il microfono, vuoi dire qualcosa? Potresti nitrire, noi accettiamo un nitrito se vuoi. Non è una carota, purtroppo sono sprovvisto, non ho neanche caramelli, non mi sento veramente un verme, diciamoci la verità. Ti sto deludendo, però vediamo se cercassi. Ma caramelle cosa mangia? Ah, ma è meglio che non gli diamo niente. Perché? Va? Ma no. Una caramellina d'orzo? Una caramellina d'orzo, ma fa male lo zucchero ai cavalli? Io ti capisco, adesso ho capito perché, io ti capisco, poi Però di nascosto. Anche dare le caramelle vede che sono buoni. Ecco, sì, no, sono tutti bravi alla fine. I cavalli basta trattarli bene, dargli mangiare le cose giuste. Ne ho parlato con un'altra persona, i cavalli pensano? Ma come tutti pensiamo, solo che pensano diverso da noi perché cioè, in natura noi siamo dei predatori e loro sono dei predati, quindi l'approccio è completamente diverso. Per carità, però per lei pensano? Pensano assolutamente, pensano, certo che pensano. Chi è che dice che non pensa? È un'autrice di un libro che cura una disciplina e sostiene che proprio ha scritto i cavalli non pensano. Ma il cavallo che non pensa è un cavallo che noi lo vediamo diciamo soprattutto da quando entrano in gara. Perché un cavallo quando entra in gara dovrebbe diventare nervoso se non pensa? Per lei sono emozioni, è istinto, è altro, non è pensiero. Ma il pensiero, oddio, adesso entrare dentro nel pensiero è una cosa complessa e complicata, però io credo che pensino anche loro. E allora con questo salutiamo questo nostro ospite che ci ha permesso anche di conoscere alcuni dei suoi cavalli, una disciplina diversa, e speriamo di potervi vedere in azione o prima o poi, perché deve essere credo molto bello, anche perché servono degli altri animali. Non ho capito. Servono anche degli altri animali? No, perché? Pensavo che li provaste anche, magari sulle mande, cioè faceste... No. Questi i quarter fanno anche quello, difatti qua ci sono gare che, tipo il cutting, il team penning, che usano le mandrie, che fa parte proprio del lavoro dei vecchi. Mentre voi questi cavalli proprio... È un lavoro in piano. È il lavoro in piano, fanno i cornuti non li incontrano. I cornuti qua non ci sono, non li vogliono. Tutti mogli fedeli. Esatto, sì, se spera. Grazie mille, allora torniamo in studio. Allora, rientriamo rapidamente dal... No, ferma. Passi pure, no, guardi, passi pure, siamo in diretta, passi pure, così facciamo. No, passi pure, prego, passi pure, siamo in diretta, facciamo. No, non siamo ancora in studio, tranquillo, siamo arrivati, sì, scusate, un po' di confusione. 5 ospiti, 4 mi sono indifferenti, uno mi è molto simpatico, lui. Allora, insomma, arriviamo da uno stand con gli Australian Cattle Dog, troviamo invece un Border Collie, insomma, sono parenti, vagamente, stesso gruppo 1 della FC. Ciao, come ti chiami? Ciao. Ciao. Mi chiamo Aaron. Ciao Aaron. Ed è con colui che non si presenta, perché io, come si chiama? No. Prima di non mi dice chi è lei? Lei chi è? Io mi chiamo Cecco Gianfranco. Ma si è qualificato come ospite? Proprietà ospite di Mauro. Di Mauro. Che è il mio presidente, è il presidente di Natura Cavallo. Benvenuto. Grazie. Ospite ospitante dell'ospite ospitato, piacere averla con noi. La divisa già dice cosa rappresentano appunto Natura Cavallo, che è un'associazione che ha quale mission? Cultura, gastronomia, ambiente tramite il cavallo. Gastronomia. Noi è 30 anni, l'associazione quest'anno compie 30 anni e la mission è sempre stata valorizzazione e riscoperta della cultura, gastronomia e dell'ambiente tramite il cavallo. Noi facciamo turismo equestre, prima turismo e poi equestre. Prima turismo, il cavallo per noi è un compagno per fare turismo. Quanto è importante il cavallo? Il cavallo è importantissimo perché è il nostro compagno, l'amico fedele, l'amico fidato. Se vogliamo sono le nostre gambe, perché con le gambe del cavallo noi possiamo essere liberi di vedere e di gioire con la natura.
perché lui guarda dove mettere i piedi, noi siamo liberi di guardare la natura e di vivere il territorio e il paesaggio. Ospite di Mauro, il cane viene anche lui? Il cane ci segue sempre a cavallo, è sempre libero, l'ho addestrato io a seguire gli ordini in destra e a sinistra del cavallo, fermo, se dobbiamo attraversare qualche strada lo fermo, quando passano i cavalli passa anche lui. Dire che la cartellina è piena di cani e loro vanno in scuderia, a turno vanno in scuderia. Da questa parte invece abbiamo Menegazzi. Bravo. Ce l'ho scritto, non è che voglio dire, cioè sono particolarmente bravo perché ci siamo appena conosciuti e lei è nella FISE Evento capo dipartimento di equitazione di campagna. E quindi loro sono i suoi sottoposti. No, siamo due cose diverse, collaboriamo molto. Perché io con loro. Voi non fate parte di FISE? No. Nessuno è iscritto. Siete dei ribelli? No, siete degli noi facciamo turismo equestre, loro fanno equitazione di campagna. C'è una leggera differenza. C'è una leggera differenza. Che però è fondamentale. Faccio una decisione. Perché presento l'ultimo e poi vediamo adesso poi mi spiegate la differenza che diventa difficile. Allora aspetti che non voglio sbagliare, lei è? Agostino Vignaga e lei ha un centro ippico con l'agriturismo. Certo, sì. Quindi può accontentare sia gli umani che i cavalli. Con i cavalli mi trovo molto meglio. Se arriva l'umano a cavallo. Diciamo che la mia azienda è impostata che c'è la corte padronale, vicino c'è la scuderia e poi gli alloggi sono più lontani, quindi. Ma se arriva l'uomo a cavallo, sistemate l'uomo che è a cavallo? Certo, sì. E il cane può dormire in camera? Sì, non me lo lasciano fuori, è già qualcosa. Allora, vediamo questa differenza di lana canina, perché caprino non c'entra, tra, abbiamo detto, turismo equestre, equitazione di campagna e turismo equestre. Vediamo allora la differenza. Noi facciamo turismo equestre. Il nostro andare a cavallo è proprio per riscoprire la natura, la cultura, il territorio. A voi piace riscoprire la natura e la cultura? L'equitazione di campagna è divisa in alcuni altri settori. Noi abbiamo il turismo equestre, anche noi, però da noi c'è anche l'orientamento, fino a poco tempo fa c'era il cross. Loro si perdono senza orientamento. No, loro fanno solo questo, perché loro sono avvocati per fare questo. La FISE, essendo una federazione sportiva, quindi abbina sia il turismo equestre, dove anche noi amiamo andare, come diceva prima Conforti, le trekking del Prosecco, ci fermiamo nelle cantine vinicole, facciamo turismo con il nostro compagno a cavallo, però noi facciamo anche dell'attività, diciamo, fra virgolette agonistica, che è l'allentamento, che è il jumping, il cross, insomma. Quindi è un po' più complessa la nostra attività. L'equitazione di campagna è un contenitore dove dentro ci sono altre cose oltre che il turismo equestre. Mediamente il turista equestre quanti anni ha? Il turista equestre in questo momento è la media è abbastanza elevata, perché arriva dal boom degli anni 80-90 e si sta portando avanti. È un difficile ricambio sul turismo equestre, anche perché è una questione anche ultimamente economica. Il turista equestre è quello che gira, parliamo della realtà che conosciamo noi siamo tutti turisti equestri ma proprietari di singoli cavalli. Non parliamo di maneggi, chi noleggia, chi affitta, noi abbiamo proprio il nostro cavallo, dunque avere il proprio cavallo, avere un mezzo, avere il trailer, cioè mediamente è un costo abbastanza impegnativo, non tanto impegnativo però mediamente impegnativo. E poi appunto c'è tutto il contorno per andare a cavallo. Poi effettivamente. Ecco, forse quelli siete voi. Sì, dopo effettivamente magari anche dalle immagini si vedono, abbiamo anche i figli, i nostri soci vanno dagli 8-10 anni anche agli 80 anni, dunque c'è un po' tutto, però se la media può essere sui 40-45 anni. Questa occasione in cui vi vediamo adesso nelle immagini, sì. Siete in tanti, sì. Ma normalmente in quanti girate? Allora dipende da varie tipologie di evento.
Questo nelle immagini in particolare è il nostro raduno nazionale. Il raduno nazionale facciamo una volta all'anno, siamo intorno ai 200 cavalli, però è un evento unico durante l'anno. Dove siamo, Vittorio? Qua siamo a Treviso, abbiamo fatto il raduno a Vidor Valdobbiadene. Appunto Vittorio Veneto. Vidor Valdobbiadene 2 giorni e poi il nostro raduno il terzo giorno andiamo sempre nella città, capoluogo, e sfiliamo per le vie della città. Quando invece fate un'uscita normalmente? Le uscite siamo sempre 30, 40, 50. Comunque siete in tanti lo stesso. 30, 40, mediamente 30-40 persone ogni volta. Quante volte in un anno riuscite a organizzare queste uscite? Quasi tutte le settimane. Quasi tutte le settimane? Sì, anche perché la nostra associazione è su base nazionale, abbiamo 12 sedi e bene o male, quasi, se non è da una parte o dall'altra, ogni settimana c'è una manifestazione. Chi è quello? Chi era quello? Quello... appunto mi è sembrato dalla pezzatura di... sono anche molte immagini fatte con i droni, mi hanno detto queste. Sì, anche. Chi è il dronista? No, insomma, abbiamo dei tecnici, ecco, no, per raduno nazionale utilizziamo anche delle persone per avere delle immagini perché poi diamo a dono. Allora mi stanno dicendo, io non so se è la verità, ma dalla regia il collega Alessandro Vianello dice sono stato io. Non ho ben capito se lei si prende un merito. Ne avevamo 2, noi avevamo il nostro e poi sono venuti loro a fare il loro servizio. Quelle belle sono le loro. No, le belle sono le loro. Siamo in casa qua, le belle sono le loro. Sì, è vero, ho presente che Alessandro è venuto, ha fatto delle immagini, no veramente, si è impegnato quel giorno. No, ma c'ero anch'io, me lo ricordo perfettamente che è venuto, io lo guardavo e dicevo madonna che bravo che è, guarda cosa così che è andata, vero? Erano le sue. Preciso. E poi ne avete uno anche di vostro? Sì. Che è un cane. No, però scherzo a parte, ha fatto vedere. No, era sì. È un bel televisivamente parlando, è un bel modo per raccontare. Sì, è un ricordo che diamo ai partecipanti. Per raccontare anche i posti che frequentate, queste immagini appunto che fanno vedere. Perché ecco, quello che dicevamo, noi interessa di più portare a casa qualcosa dal territorio o un nome di vino. Siamo sulla strada del Prosecco? Sì, quella è la collina del... Sì, appunto sembra dal tipo di Cartize, sì. dal tipo appunto di vigneto sembrava appunto quella del Prosecco, quindi del Cartize, insomma. Qui che siamo proprio in mezzo ai campi, i contadini vi sopportano volentieri? Allora, noi siamo molto rispettosi, come vedete è proprio la nostra caratteristica essere rispettosi. Comunque prima di fare le passeggiate andiamo a chiedere tutte le autorizzazioni. I cavalli lasciano dei ricordini per strada? Sì, allora... io posso chiedere. Sulla strada posso chiedere? Sulle strade vengono puliti, nella campagna li lasciamo alla natura. Chi pulisce? Abbiamo sempre l'assistenza al seguito. Quindi dietro c'è... La nostra caratteristica è quella che quando lasciamo un territorio dobbiamo lasciarlo meglio di come l'abbiamo trovato. Mi sembra è proprio la nostra caratteristica. Mi sembra una cosa utile appunto da... Ripeto, noi è rispetto alla cultura del territorio innanzitutto. Il nostro modo anche di usare la divisa è proprio uno per farci riconoscere sicuramente, ma proprio anche per rispettare il territorio, cioè presentarci bene, per noi è un rispetto nei confronti del territorio che ci ospita. Di questo tipo di attività lei cosa pensa? Questa qua è ottima, dicevo prima, noi collaboriamo anche perché il vicepresidente dell'associazione è un mio vicino di maneggio, per cui ci vediamo tutti i giorni. Finta di corrompere, abbiamo capito. No, loro hanno una funzione completamente diversa. Noi stavamo parlando neanche prima. Noi abbiamo anche dei blocchi perché i tecnici sono molto responsabili di chi portano in passeggiata, mentre loro ognuno è proprietario del suo cavallo, noi no. Noi portiamo fuori anche gente con i cavalli del maneggio. Sono un punto di partenza, noi lavoriamo un po' più con i principianti, con chi deve imparare e abbiamo la responsabilità anche soprattutto. In pianura siamo messi molto male perché hanno costruito le ciclopedonali, hanno bloccato gli argini con le ciclopedonali, per cui diventa... Io da piccolino partivo, mia mamma mi lasciava andare bambino, andavo via con 5-6 cani liberi, perché in Italia non sapevo cos'erano, facevo 3-4 km, andavo a fare il bagno sul Piave, la mattina e il pomeriggio, e non passavo per case.
oggi dovrei andare col trattore, col bulldozer per riuscire a passare. Perché... No, ma oltretutto hanno asfaltato, diciamo, gli argini, soprattutto quelli del Brenta, del Bacchiglione, per cui io ho il maneggio a Vico d'Arzere, a Padova, ho difficoltà a uscire. Possiamo uscire su sotto argine, però già il fatto di attraversare la ciclo pedonale, io porto della gente su un posto dove non potrebbero andare. Non potrebbero, no. Neanche l'attraversamento. Abbiamo stabilito degli accordi con la provincia, sì. Però non si sa mai, passa la bicicletta di colpo, passa il bambino col cane libero e sì, questo è un problema. Infatti io perché il cane libero, lo dico da cinofilo, magari i cavalli sono anche abituati al cane, ma il mio cane, se vede i cavalli, vuol fare un branco, perché un cane a pastore vorrebbe governarli, e quindi diventa pericoloso per li fare bizzarrire. Certo. Io nel 2008, quando ho tracciato per la regione Veneto il progetto di fattibilità da Chioggia fino a Siago, nella relazione avevo scritto che era giusto non fare ipovie ma fare delle greenway, piste aperte ai ciclisti che non facessero le corse a chi arrivava prima, aperte ai pedoni, aperte ai cavalli. D'altronde per 40 anni siamo andati sugli argini e abbiamo convissuto tranquillamente, quindi limitare... Non c'erano ancora le nutrie. Non c'erano ancora le nutrie. Da noi sul Brenta poco. Qui invece abbiamo, credo... Io sono io. Appunto, credo che sia cosa stiamo facendo qua? Allora, io sono anche responsabile della commissione etologica. Commissione? Etologica, equitazione etologica della FISE Veneto. Noi qua eravamo in fiera a Padova, stiamo facendo delle dimostrazioni con i cavalli liberi, con i cavalli in corda, cavalli montati in collare, vedete? Adesso qui stanno montando con il collare, questi sono i miei allievi, e dove facciamo, questo sono io, la mia bellinese, dove insegniamo la comunicazione e il rapporto con l'animale. Adesso la commissione sta creando all'interno della FISE, proprio questo è molto abbinato col fatto di andare fuori in campagna. Ma per andare in campagna con il collare non sia molto prudente? No, noi andiamo in collare tranquillamente, sì. Io vado fuori con la mia Ponder, quella di prima, a piedi con il cavallo libero come se andassi via con, tranquillamente. E lei quando gli dico andiamo viene via. Per cui sì, l'addestramento è uguale, l'importante è, come diceva prima lui, di non avere il cavallo come un mezzo che obbliga a fare, ma come un compagno con cui condividere un progetto. Per cui noi condividiamo con il cavallo il progetto di andare in capezza, di andare in collare, noi non usiamo imboccature, non usiamo speroni, basiamo tutto sulla comunicazione del corpo, per cui in passeggiata anche abbiamo cavalli molto più tranquilli. Io i principianti non li porto fuori da montati, li porto fuori a piedi, con il cavallo a mano e andiamo a giocare sugli argini, su e giù, il cavaliere sopra, il cavallo sotto che cammina e il cavallo si abitua ad andare da solo. E io dico sempre, noi dobbiamo camminare non davanti al cavallo, ma dobbiamo camminare di fianco al cavallo, perché quando siamo montati è il cavallo che è davanti, non siamo noi. Per cui noi non dobbiamo abituare... Dobbiamo camminare spalla contro spalla, esatto, come una bella amorosa. Quindi fare questo, e questo è molto abbinato al fatto di fare equitazione di campagna, fare equitazione etologica. Dopo noi adesso nella FISE la stiamo applicando anche al salto, al dressage, la stiamo applicando a tutti gli sport, infatti a gennaio parte un corso di abilitazione per i tecnici che durerà 9 mesi a step, dove noi abilitiamo i tecnici ad avere la denominazione di Horsemanship Center. Horsemanship vuol dire equitazione naturale, uomini di cavallo di equitazione naturale, etologica. Per cui un po' alla volta adesso all'interno della federazione stiamo portando avanti questo, partendo dall'equitazione di campagna. Sono discorsi che le piacciono? O da qui si sente lontano? No, allora non è che siamo lontano, perché il rapporto col cavallo, il rapporto con l'animale, tutto aiuta, la comunicazione aiuta sempre, soprattutto quando si è in campagna, il rapporto e la fiducia con l'animale è fondamentale, perché ci si può trovare in situazioni ed eventi imprevisti, dunque
avere il cavallo alla mano è una cosa essenziale, fondamentale. Poi da parte nostra appunto interessa di più il vivere il cavallo sì in modo naturale ma montato e viaggiare, fare attività non sportiva ma attività turistica. Nel vostro gruppo mediamente i cavalli che età hanno? Ma c'è di tutto. Noi allora appunto nel nostro, essendo proprietari di cavalli, noi non guardiamo la razza del cavallo, non guardiamo l'età del cavallo, non guardiamo la monta, se monta l'inglese, monta l'americana, ma è proprio ognuno il cavallo che la appassiona di più, il tipo di monta che la appassiona di più, l'età logica che va. Qui siamo a Treviso in centro e Piazza Duomo. No, qua siamo a Valdobbiadene. A Valdobbiadene, perché ho sbagliato, chiedo scusa, sì. Ho visto le colline. Siamo passati anche dalla piazza Valdobbiadene. Sì, è vero. Che poi a destra in fondo prosegue la strada del abbiamo Prosecco, ringraziato il dove c'è la sindaco, villa dove fanno la monta del Prosecco. Qui state andando verso la villa dove fanno la villa. Esatto, dove fanno. Prosecco. Adesso da lontano avevo confuso il colonnato di Valdobbiadene con quello del Duomo di Treviso. Molto bello perché si abitua la gente ad avere un rapporto migliore con gli animali, no? Cioè, che il cavallo... Vogliamo fare la doppia, dobbiamo vivere, i nostri soci prima devono andare a vivere il territorio, però come diciamo dopo dobbiamo andare a ringraziare il territorio e allora entrare nei paesi, entrare nelle città può essere da un lato meno bello perché dobbiamo fare l'asfalto, dobbiamo andare nella città, però è un ringraziamento al territorio e poi viaggiare anche, fare anche in città è un'opportunità unica, perché vivere la città al passo del cavallo non è che capita tutti i giorni. Dunque anche quello comunque è un'altra opportunità che diamo ai soci, ma soprattutto è per un ringraziamento al territorio e far conoscere ai profani che esiste anche il mondo del cavallo e del turismo. La partenza per poter parcheggiare 30-40 mezzi, dove partite di solito? Che aree scegliete? O ci appoggiamo a dei centri ippici o delle aree già attrezzate o dei campi, comunque è già tutto organizzato a monte, non è che arriviamo... No, ma ci dobbiamo dare uno spazio? Sì, ma basta un prato, un parcheggio, arriviamo con i trailer, con i carrelli, scendono i cavalli. 30-40 trailer sono sì, poco uno spazio. Sono come 50-60 macchine. Per la macchina e i trailer. 30-40 sono come 50-60 macchine, insomma, dopo si trova. Tendenzialmente anche noi ci appoggiamo ai centri ippici perché noi siamo tutti proprietari di cavalli, però siamo complementari ai centri ippici, i centri ippici che insegnano ai ragazzini, i centri ippici che insegnano alla gente che ha piacere di andare a cavallo, sono tutte persone che lavorano assieme a noi, dunque noi quasi sempre ci appoggiamo a un centro ippico, se possiamo andare assieme, se possiamo fare le cose assieme, mangiare o arrivare presso un centro ippico è la cosa fondamentale, altrimenti troviamo anche degli spazi, campi, parcheggi. Questo secondo me è molto importante, cioè il fatto di girare per le città. Io per esempio organizzo dalla fiera di Padova ogni anno un raduno in rosa, riservato solo alle donne. E facciamo gli argini, quelli interni della città e poi andiamo in città, andiamo alla chiesa della Cappella di Giotto, perché è molto importante che la gente si abitui a vedere una cosa che una volta era naturale, certo. Cioè vedere i cavalli girare per la città. Si abitua a vederli e quello del raduni rosa è anche molto carino perché le donne attirano molto il pubblico. Sta pensando, mai lo portasse da me. Non glielo porta, non glielo porta. Diciamocelo, vero, il ragazzaccio qua. Va bene, insomma, è stato bello anche raccontare questo modo di andare a cavallo che forse, tra virgolette, è quello più spontaneo. Cavalieri, ho visto che pochi portano il caschetto, insomma, quindi forse un minimo... Pochi? Ragazzini obbligati sicuramente, qualcuno... I ragazzini a che età li portate in passeggiata? Allora, sopra i 14 anni sono con i genitori, accompagnati sempre dal genitore, dopo dai 18 anni su. Quindi sotto i 14 anni voi li portate con i genitori? Sotto i 14 anni raro, ce n'è uno o due, sopra i 14 accompagnati dai genitori o dal zio o dal nonno. Infatti ho voluto tirare fuori proprio il problema perché è un peccato, secondo il mio punto di vista, per alcune normative così un po' legate al codice della strada, non poter portare i ragazzini al di sotto di 14 anni. È veramente una cosa... Vuote la testa, perché? Io
fa fatica con il cavaliere adulto che non è molto esperto, se c'è una situazione particolare di disagio, un attraversamento difficile, un ragazzino di 8, 9 anni, 10 anni è difficile che abbia la capacità di rimanere freddo e controllare la situazione. Abbiamo anche una nostra caratteristica, sono passeggiate, cioè noi facciamo passeggiate, vuol dire tutto al passo, noi facciamo 25-30 km ma tutto rigorosamente al passo. Non facciamo trotto, non facciamo galoppi, tutto rigorosamente. Quando siamo in compagnia noi è tutto rigorosamente al passo. Assolutamente. Si chiamano passeggiate. Noi, mio figlio e chi lo portava, dietro di me è scivolato giù da un argine al passo col cavallo. Vabbè, cioè, è uno sport difficile, è uno sport pericoloso. Dobbiamo dire che i tempi sono cambiati, in che senso? Nel senso che noi abbiamo i primi bambini che iniziano a 4 anni e mezzo, cioè a 14 anni vuol dire che sono 10 anni che montano. Cioè io ho dei ragazzini a 6-7 anni veramente vanno come le schegge, i Pony Games. Non hanno la capacità, a mio parere, non hanno la capacità psicologica non è di vero. affrontare un problema. Certo. Non è vero. Insomma. Mi sembra giusto comunque porre il problema anche di questo, perché sono cose su cui riflettere se vogliamo diffondere la cultura e l'amore del cavallo e anche la... È chiaro che devono avere dei mezzi adatti alla loro età, perché quindi non possiamo mettere un bambino di 4 anni e mezzo un cavallo da 1,70 m. No, stai da 1,80 m. Dovrebbe avere... A me perché ero alto, va a saltare con quell'altro 1,85 al Garrese che tu ci stai sopra, sì. E io volavo, non gli serviva a sgroppare, gli bastava starnutire e eravamo già volati. D'accordo, grazie mille ai nostri ospiti, compreso ovviamente lui, io lo saluto in particolar modo, è il più simpatico, è talmente appassionato che si è messo a dormire e noi continuiamo a vederci anche con il prossimo, dai diamo il tempo, guarda, fatti vedere che bello che sei. C'è Alessandro che questa volta ha deciso di inquadrarti, guarda Alessandro ci sta provando, noi rimaniamo in diretta finché ti fai vedere, così, eccoti qua. Allora, come si chiama, mi hai detto? Aaron, vieni dentro. Ora, destra, sinistra, non si sa, no, poi io dormo qua, bravo Aaron. Allora con Aaron vi salutiamo, ma ci vediamo ancora sempre qui dallo stand della FISE Veneto, dalla pagina della produzione di Ride TV, grazie per averci seguito. Bravo. Come si tiracchia bene,